Continua il nostro viaggio tra i corsi del CUS Cagliari e tra i corsi c'è anche ovviamente quello di calcio. Ne parliamo con Alberto Spissu, che è responsabile della scuola calcio del CUS Cagliari. Ciao Alberto. Ciao a tutti. Abbiamo già parlato con te molto spesso, tra l'altro anche durante l'intervista con Andrea Vargiu mercoledì per Casa CUS. Raccontiamo un po' quello che sta succedendo nella scuola calcio del CUS Cagliari, quanti bambini, quali età. Ormai siamo quasi a metà stagione, quindi possiamo già iniziare a fare quasi un bilancio. Certo. Il bilancio è presto fatto perché diciamo che gli obiettivi li abbiamo raggiunti in brevissimo tempo. Già a ottobre avevamo praticamente raggiunto il numero totale che la scuola calcio poteva acquisire all'interno dei propri impianti, cioè di 160 iscritti. Purtroppo è un numero che è stato definito in partenza in programmazione, che ci permetteva di lavorare ovviamente con una certa equilibrio in tutti riguardanti gli spazi, il numero di istruttori, appunto le potenzialità del CUS Cagliari. Questo numero può essere considerato un po' riduttivo se pensiamo che continuiamo ad avere richieste per iscrivere i bambini alla scuola calcio e purtroppo ahimè dobbiamo creare una sorta di lista d'attesa, vedere se si può inserire, perché i numeri non ci permettono di andare oltre i 160 prefissati. Ci ricordi quali sono le fasce di età per la scuola calcio? Sì, iniziamo dalla categoria piccolissima che abbiamo definito micro, non viene definita così dalla federazione, diciamo, perché lo fanno soltanto le società che si possono permettere di avere degli istruttori qualificati e laureati in scienze motorie. Quindi micro sono i bambini piccolissimi 2014, poi abbiamo i piccoli amici, i primi calci, i pulcini e gli esordienti. Diciamo che andiamo dal 2014 ai 2006, che è l'ultima categoria degli esordienti. Mi diceva Andrea che ci sono alcuni 2006 che sono interessanti, ti risulta? Interessanti dal punto di vista atletico, dal punto di vista di pallone, mettiamola così. Diciamo così, la categoria 2006 è il primo vero prodotto della mia gestione, che sta dando i primi frutti. È un numero quantitativamente e qualitativamente buono, quindi stiamo parlando di circa 30 ragazzi 2006, dove il mister Pietro sta facendo un ottimo lavoro e gestendo, soprattutto perché un gruppo così numeroso va gestito. Questa gestione prevede anche un'esperienza importante in una categoria giovanissimi, dove incontrano ragazzi del 2005 e anche del 2004. Tutto questo sarà ovviamente utile nel futuro, quando questi ragazzi dovranno veramente passare alla categoria giovanili, e lì il CUS Cagliari avrà finalmente un prodotto nato in casa di altissima qualità, competitivo. Roba fatta in casa, insomma, questo è ovviamente per i nostri ragazzi. Dalla scuola calcio passiamo con te al progetto A Tutto Campo, che abbiamo già presentato in un'altra intervista. Dici un po' di numeri, come sta andando, quanti sono i ragazzi, quali sono anche le attività che vengono svolte? I numeri ancora non hanno un grande significato, quello che importa ovviamente è il contenuto del progetto, che ha finalità altamente sociali e inclusive. Stanno incominciando ad arrivare le prime iscrizioni, non stiamo facendo una grande pubblicità perché questo settore ritengo che non debba raggiungere i numeri, non debba fare il business, ma semplicemente deve proporre un qualcosa di nuovo, che come abbiamo già detto precedentemente è un'attività che ha una finalità unica, veramente inclusiva. Ribadiamo il concetto, non stiamo creando squadre di ragazzini o ragazzi con disabilità, ma stiamo cercando di preparare i ragazzini con dei disagi. Stiamo parlando dei problemi del neurosviluppo, in particolar modo negli ultimi anni si parla molto di autismo. Stiamo cercando di rendere questi ragazzini abili per poter stare poi un domani all'interno dei gruppi squadra in perfetta autonomia. Tutto questo attraverso diversi step che abbiamo più volte menzionato e che presentiamo spesso anche come nostro progetto principale, e che sta incominciando a dare i primi frutti. I ragazzini si stanno iscrivendo, stanno conoscendo l'ambiente sta conoscendo ovviamente il progetto, e direi che tutto sta procedendo come deve essere. Qual è la risposta dell'ambiente, anche degli altri settori? Ovviamente è un argomento delicato, e la prima sensazione è quella della curiosità. Non vogliamo che succeda che ci sia della paura
ma proprio questo deve essere superato attraverso la cultura, attraverso una progettazione, attraverso un personale molto qualificato che deve garantire l'inserimento di questi ragazzi in maniera veramente importante, in maniera che siano protetti sotto tutti i punti di vista, ma va anche protetto il ragazzino che non conosce, non sa cos'è la disabilità, e quindi questo deve crescere in un ambiente sano come il CUS, deve crescere di pari passo. Senti, restiamo in tema di inclusione sociale e andiamo verso il Milan Camp, confermato anche quest'anno al CUS Cagliari. Tu tra l'altro hai una piccola cosa che devi mostrarci. Diciamo che questo progetto da tutto campo potrebbe avere una bella finalità d'estate all'interno di un altro progetto che porto avanti, che è quello di un camp estivo esclusivamente calcistico, cioè del Milan. Il Milan Camp quindi anche quest'anno sarà qui negli impianti del CUS Cagliari dal 7 al 12 luglio. All'interno del Milan Camp ci saranno anche dei bambini con autismo che magari avranno terminato, diciamo così, un percorso e quindi premiati, mettiamo così, chiamiamolo premio, inseriti all'interno di un contesto calcistico vero e proprio, aiutati dai propri tutor, educatori, e faranno le stesse identiche cose che fanno gli altri. Ho portato qui una maglietta che è quella che il Milan ha portato per l'anno scorso, appunto del Milan Camp. Quest'anno si dovrebbe tornare alle classiche strisce verticali del Milan, per cui avranno tutti l'attrezzatura, tutti, quando dico tutti ovviamente parlo dei bambini normotipo e dei bambini da inserire del progetto a tutto campo. Senti, qual è il futuro dei bambini qui al CUS Cagliari, parlo dal punto di vista calcistico? Hai detto di una ottima annata nel 2006, poi insomma dici un po' quello che è la tua visione futura. Io sono molto contento di lavorare al CUS Cagliari perché finalmente si respira l'aria dello sport, della polisportiva a 360 gradi. Il futuro di questi ragazzi è dal punto di vista sportivo roseo, perché già abbiamo notato nei miei 3 anni di attività qua dentro che molti ragazzini tranquillamente, senza nessun problema, passano da una disciplina all'altra. Questo dà comunque continuità nella propria crescita sportiva, anzi amplia la cultura del mondo sportivo. Se un domani un ragazzino si iscrive nel gruppo dell'Hockey, a noi non fa che piacere. Già abbiamo un confronto continuo con i ragazzi dell'atletica, perché lavoriamo quasi nello stesso spazio. Ahimè, ogni tanto disturbiamo anche con le pallonate, però diciamo anche quello è un modo per confrontarsi, per cui tutto questo funziona e funzionerà da grande nei ragazzini, che avranno più possibilità per scegliere. Io spero di vedere, e dipende certo da noi adulti, spero di vedere nel futuro i nostri ragazzini che vanno a fare tifo per una partita di basket o viceversa. Ecco, questo allora vuol dire che abbiamo raggiunto quell'obiettivo che stiamo percorrendo da un po' di tempo tutti assieme. Grazie mille Alberto Spizzu e poi ci rivediamo nelle prossime settimane. Grazie Alberto. Grazie Andrea e grazie a tutti, buona giornata.